La SEAP Dallicardillo, promossa recentemente in Serie A2, è costretta a cambiare casa. Le partite casalinghe, infatti, per via che il Palasport Nicosia non è a norma in quanto l'altezza del tetto non ha la misura standard di 7,50 m necessaria per il regolamento della Lega a disputare gli incontri, non giocherà più al Pala Nicosia. Il nuovo regolamento della Lega Pallavolo Serie A femminile non prevede più nessuna deroga di come accadeva in passato. Secondo il regolamento FIPAV, il tetto del Pippo Nicosia ha un'altezza di 7 metri e quanto rilevato dall'architetto Alessandro Pirona, responsabile organizzazione e logistica della Lega Pallavolo Serie A femminile, che dopo un accurato e attento sopralluogo al Palasport Pippo Nicosia non ha rilasciato la relativa omologazione. La società biancazzurra del presidente Nino Di Giacomo si è messa quindi prontamente in moto ed è in corsa ai ripari per reperire il campo alternativo. Il presidente Nino Di Giacomo, l'architetto Pirona hanno visitato il Palasport di Canicattì e la nuova palestra distrettuale di Agrigento in piazza Ugo La Malfa. Entrambe le strutture hanno ottenuto l'omologazione per la disputa della partita di Serie A2. Il presidente Di Giacomo ha incontrato anche l'assessore allo sport del comune di Agrigento, Costantino Giulla, per trovare un'intesa e rendere agibile la moderna palestra distrettuale entro il prossimo 10 ottobre, data d'inizio del campionato di Serie A2. L'assessore Giulla ha garantito il massimo impegno per la soluzione del problema in tempi rapidi. Se per quella data la struttura di Agrigento non dovesse essere pronta, la squadra del presidente Di Giacomo sarà costretta a giocare le partite casalinghe al Palasport Giudici Saette e Livatino di Canicattì. Nel frattempo la preparazione atletica e gli allenamenti sono svolti al Pippo Nicosia di Agrigento. Questi problemi sono stati riscontrati anche in altre società del campionato di Serie A2 per via della nuova normativa dell'altezza del tetto non conforme al nuovo regolamento. Assessore Ciulla, nella qualità di assessore allo sport del comune di Agrigento, ci sarà la possibilità in tempi brevi di avere la struttura della palestra disponibile in modo che la SEAP Dallicardillo Aragona potrà giocare ad Agrigento? Allora sì, stiamo praticamente portando avanti le procedure che sono di completamento di quei lavori che servono per rendere agibile finalmente la palestra. Quindi in breve termine, subito dopo Ferragosto, dovranno iniziare i lavori di completamento della parte esterna, che c'era qualcosina da completare, poi all'interno ancora qualche dettaglio, e quindi nel giro di qualche settimana, diciamo nel mese di settembre, dovremmo già essere finalmente operativi, ecco, avere il palazzetto pronto e poi avviare le giuste procedure per far usufruire gli interessati della struttura.